Fabio Lanza, cosa è successo il 15 marzo? Il 15 marzo alle 8 di sera si è potuto vedere un brillantissimo bolide, cioè una luminosissima stella cadente che si è vista per tutto quanto il centro Italia, in particolare in Molise, in Abruzzo, in Lazio e in Campania. È durata 5 secondi e ha illuminato il cielo e il paesaggio come può farlo la Luna al primo quarto. Un meteorite è un frammento di un asteroide, di una cometa o addirittura di un altro corpo celeste come la Luna o Marte che viene attratto dalla gravità della Terra e ci cade letteralmente addosso. Questo corpo si lascia dietro di sé una colonna di plasma incandescente e luminosa, che è quella che vediamo effettivamente. A volte capita che questi corpi si consumino, anzi il più delle volte in realtà si consumano in atmosfera, ma a volte capita invece che arrivino fino a terra. Quando arrivano fino a terra si chiamano meteoriti. Questo evento del 15 marzo ha permesso, con tutte le osservazioni, di ricostruire la traiettoria tridimensionale del corpo e riuscire a identificare anche una parte nei pressi di Isernia in cui molto probabilmente è possibile trovare un oggetto, un meteorite, che corrisponde alla meteora che è stata vista nel cielo. Bene, molto probabilmente questo è un corpo di circa 8 cm, del peso di circa 1 chilo, se è venuto giù tutto intero, che stanno facendo una campagna di ricerca che coinvolge anche i cittadini. Sì, alla fine del 2016 il Comune di Montebelluna ha deciso di acquistare una collezione di meteoriti per arricchire il patrimonio geologico del nostro museo. Questa collezione è stata acquistata da uno dei maggiori nomi di spicco del panorama collezionistico mineralogico italiano, Matteo Chinellato. Quando questi corpi impattano con l'atmosfera, il calore provocato dall'attrito con la massa atmosferica scioglie la loro superficie e si forma questa crosta di fusione di colore molto spesso scuro. Quando il meteorite raggiunge il terreno, c'è uno sbalzo di temperatura, quindi un improvviso raffreddamento, che si può vedere in un'altra caratteristica che troviamo in molti meteoriti, questi solchi più chiari che si chiamano fratture da raffreddamento. Le stelle cadenti, appunto dicevo, sono molto spesso legate a comete. In particolare possono essere legate al fatto che la Terra interseca l'orbita che ha percorso già una cometa. La cometa, facendo la sua rivoluzione intorno al Sole, lascia dei detriti, dei frammenti. La Terra va proprio a intersecare, a entrare in questi frammenti. Cosa si vede visto dalla Terra? Si vede come se da un singolo punto nel cielo provenissero tutte queste stelle cadenti.